Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Partiamo dalla cronaca. Un'azienda produttrice di ultraleggeri e droni con sede a San Quirino, recentemente passata in mani cinesi, è stata perquisita dalla Guardia di Finanza di Pordenone su disposizione della Procura. Gli inquirenti ipotizzano la violazione dell'embargo all'Iran, fari puntati anche sull'utilizzo abusivo dell'aviosuperficie in Comina. L'accusa è quella di aver venduto prodotti a uso civile e militare all'Iran, paese per il quale vige un rigido embargo internazionale. E questa è l'ipotesi della Procura di Pordenone, che per far luce sul fatto ha disposto una doppia perquisizione affidata alla Guardia di Finanza, guidata dal comandante Stefano Comentucci. Nel mirino delle fiamme gialle sono finite l'Alpi Aviation di San Quirino, azienda che produce velivoli ultraleggeri, elicotteri e droni, e la Onlus Aero Club di Pordenone, due filoni intrecciati tra loro con 4 persone indagate. Il primo filone è nato sull'ipotesi di violazione da parte di Alpi Aviation dell'embargo all'Iran senza le dovute autorizzazioni rilasciate dal governo italiano. Si tratterebbe della vendita di un drone avvenuta nel 2018, fatto per il quale è indagato l'allora amministratore delegato dell'azienda. Estraneo alle indagini, invece, l'attuale amministratore delegato, Massimo Tammaro, ex ufficiale dell'aeronautica con incarichi di vertice anche nelle Frecce Tricolori. Nel corso dell'indagine è emerso inoltre che la società, fondata da imprenditori friulani nel 1999 e fornitrice delle forze armate italiane, dal 2018 è passata nelle mani di un gruppo cinese di Hong Kong che ne ha rilevato il 75% delle quote con un investimento di oltre 2 milioni di euro, fatto non noto all'imprenditoria locale. Il secondo filone di indagine, partito nel 2017, che vede indagate a vario titolo 3 persone dell'Aero Club, vuole fare luce su un altro aspetto. Secondo gli investigatori, la società di San Quirino perquisita avrebbe utilizzato abusivamente e gratuitamente da 20 anni l'aviosuperficie della Comina, una pista di volo dell'esercito italiano appartenente al demanio militare e accessibile tramite un terreno di proprietà del comune di Pordenone. L'utilizzo delle due aree sarebbe stato consentito attraverso l'Aero Club, che avrebbe dovuto servirsene per svolgere attività di protezione civile e sociale, attività che però, secondo le fiamme gialle, non sarebbe mai stata svolta se non in minima parte. Azienda e Onlus sono pronte a difendersi con i propri legali, in particolare l'Aero Club, il cui presidente è Stefano Turchet, consigliere regionale della Lega, respinge le accuse. La Onlus è pronta a dimostrare in ogni sede di avere documentazioni e convenzioni con il comune di Pordenone in regola. E riguardo all'operazione della Guardia di Finanza, Alpi Aviation ha replicato con una nota. L'azienda, si legge, esclude di aver venduto prodotti dual use in Iran e potrà dimostrare di essersi sempre attenuta alle disposizioni di legge nei suoi rapporti commerciali. Alpi Aviation è convinta che dalle indagini emergerà la correttezza dei suoi comportamenti, anche per quanto si ipotizza in merito all'utilizzo dell'aviosuperficie. Quanto ai timori per l'acquisizione del controllo della società da parte di un gruppo che ha sede ad Hong Kong, l'azienda osserva che uno degli obiettivi primari per far crescere il nostro paese è quello di riuscire ad attrarre investimenti. Infine, il fatto che l'attuale amministratore della società sia un ex comandante delle Frecce Tricolori, conclude la nota, costituisce un'ulteriore garanzia sull'affidabilità e sulle competenze di Alpi Aviation. Ancora cronaca, la banda della Ruspa è tornata in azione, questa volta al distributore Kuwait di San Vito al Tagliamento. I malviventi hanno rubato una macchina operatrice e abbattuto le colonnine self-service. Ancora una pompa di benzina presa di mira dalla banda della Ruspa questa notte a San Vito al Tagliamento. Il tentato furto alla pompa di benzina Kuwait Easy questa notte alle 2. È a quell'ora che la centrale operativa del Corpo Vigili Notturni ha ricevuto un segnale di allarme dalla stazione di servizio di Viale Madonna. Al suo arrivo la guardia giurata ha trovato 2 colonnine self-service a terra e una pala meccanica abbandonata poco distante, macchina operatrice usata poco prima dai malviventi per cercare di rubare le cassette di sicurezza delle colonnine self-service. Sono stati chiamati subito i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato. Dopo una prima verifica eseguita sul posto con le forze dell'ordine, si è potuto appurare come il colpo non fosse andato a buon fine. Una cassaforte infatti è stata ritrovata in mezzo al piazzale e l'altro forziere è stato rinvenuto integro invece sotto l'escavatore. Ingenti i danni al distributore. E sempre questa notte una banda di ladri ha rubato una Land Rover a Gradisca di Sonzo e poi ha raggiunto il supermercato Eurospin di via Cavour a Capriva di Sonzo, dove il mezzo è stato lanciato come ariete a tutta velocità contro la vetrata del punto vendita. I danni sono in corso di quantificazione.
I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Pordenone hanno arrestato un 21enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish. Il giovane è stato fermato ad Azzano Decimo nel primo pomeriggio di venerdì 5 marzo e, dimostrando un nervosismo, non ha saputo giustificare la sua presenza nel paese, visto che risiede in un altro comune. I militari dell'Arma lo hanno così perquisito, rinvenendo 110 grammi di hashish pronti per lo spaccio. Nella sua abitazione, poi, sono stati trovati altri 26 grammi della stessa sostanza. Il giovane è stato rimesso in libertà su disposizione dell'autorità giudiziaria di Pordenone, che ne ha convalidato l'arresto. Passiamo ora al report sul fronte coronavirus con numeri ancora in crescita. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.817 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 319 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'11,32% contro l'8,8% di ieri. Sono inoltre 729 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 96 casi, pari al 13,17% contro l'11,58% di domenica. I decessi registrati sono 19, uno dei quali nel Friuli occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive sono 58 e quelli in altri reparti 457, numeri comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Voltiamo pagina. È stato inaugurato nell'area ex Eleco di Valle Noncello a Pordenone, Aromi e Sapori People Restaurant, che sarà al servizio dei circa 2000 dipendenti delle aziende del territorio, ma anche dei comuni cittadini, e in futuro è in arrivo anche un asilo nido. È stato inaugurato Aromi e Sapori People Restaurant, che offrirà agli oltre 2000 dipendenti della zona industriale Valle Noncello Pordenone un servizio di ristorazione finora assente. La struttura, allestita nell'ex centro meccanografico dell'ex Eleco, oggi Ria Lasco Park, non sarà però solamente una mensa per le imprese, ma tra qualche tempo anche un locale aperto a tutti i cittadini, con particolare attenzione a quelli con meno possibilità economiche. Oggi è una giornata che segna un qualche indizio di primavera e io credo che presto ci sarà la primavera dell'economia, delle imprese e di questo paese. In questo compound riteniamo di poter realizzare altre infrastrutture come l'asilo nido. Oggi è l'8 di marzo, festa della donna, qua dentro buona parte delle maestranze sono al femminile, ma riteniamo che creare infrastrutture come gli asili nido può essere una modalità con cui consentiamo alle donne di essere lavoratrici, dirigenti, manager, imprenditrici e nello stesso tempo poter avere anche dei figli e una famiglia. L'inaugurazione di oggi è un bel segnale fatto e dato in un particolare difficile momento per il nostro paese e per la nostra regione. Una provincia, quella di Pordenone, che si è dimostrata per l'ennesima volta frizzante, attiva e avanti per quanto riguarda il sostegno agli utili delle imprese del nostro territorio. Dotato di 120 coperti, il People Restaurant, realizzato dalla multinazionale Elior, metterà a disposizione dei clienti piatti legati alla tradizione e per chi è intollerante, tutti confezionati con molta attenzione ai valori nutrizionali. Il People Restaurant partirà domani. Sarà inizialmente ovviamente destinato alle aziende convenzionate della zona. L'ingresso sarà da Viale Treviso, saranno disponibili sia un tipo di ristorazione più tradizionale e anche la possibilità di utilizzare dei piatti monoporzione anche da sport. Sciopero oggi nel trasporto pubblico di Pordenone, gli autobus si sono fermati per l'intera giornata, adesione al 90% nelle linee urbane e al 70% in quelle extraurbane. Per i sindacati un segnale chiaro ad ATAP. È stata molto alta l'adesione allo sciopero del trasporto pubblico indetto per oggi a Pordenone, dove gli autobus si sono fermati. Dopo le 4 ore di sciopero dell'8 febbraio, in concomitanza con la mobilitazione nazionale, il personale ha nuovamente incrociato le braccia, stavolta per una giornata intera. A proclamare lo sciopero le sigle sindacali FILT CGL, FIT CISL e FAISA CISAL, dopo che le trattative con ATAP, l'azienda di trasporto pubblico del Friuli occidentale, si erano arenate. L'astensione dal lavoro ha toccato il 90% nelle corse urbane e il 70% in quelle extraurbane. Un dato significativo, secondo le sigle sindacali, che manda un segnale chiaro ad ATAP per discutere ancora dei punti rimasti in sospeso nelle precedenti trattative. I sindacati chiedono una revisione dei tempi di percorrenza sulle diverse linee, la riprogrammazione dei turni di lavoro troppo pesanti e le assegnazioni da rivedere. Lo stop ha provocato qualche disagio tra i cittadini, anche se sono state garantite le corse nelle linee urbane dalle 6 alle 9, dalle 12 alle 15.30 e nelle extraurbane dalle 6 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 16, così come il servizio scuolabus, il collegamento con gli aeroporti e il CRO di Aviano. Oggi 8 marzo, festa della donna, sono state tante le celebrazioni sul territorio, a partire da San Vito al Tagliamento, dove al Teatro Arrigoni
Sono state premiate dal comune Emanuela Falcomer, da anni impegnata nel progetto Isuca in Tanzania, e Paola Brazzafolli, protagonista della nascita del consultorio di San Vito. Al Parco Rota è stata anche inaugurata la panchina rossa sonora, frutto della collaborazione tra la Galleria Spazio Orsetti di Udine e il centro di produzione artistica Audiorama di Stoccolma. Simbolo della lotta alla violenza contro le donne, dotata di altoparlanti, al sedersi dei visitatori riproduce contributi audio in forma di installazione sonora. E anche il comune di Pordenone, al ridotto del Teatro Verdi, ha presentato un momento dedicato alle donne, a partire dai tempi di Dante. Coniugare l'8 marzo, giornata internazionale della donna, con le celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, il sommo poeta, è l'obiettivo dell'evento Tanto gentile e tanto onesta pare, con il punto interrogativo, promosso dall'assessorato alla pari opportunità e da quello alla cultura del comune di Pordenone. Svoltosi questo pomeriggio al Teatro Verdi e trasmesso in diretta sui canali social del comune, l'evento ha proposto una riflessione sul femminile nel passato e nell'attualità, partendo dalle donne narrate da Dante. L'8 marzo oggi ci ricorda che la parità di genere non è stata ancora raggiunta, è una sfida aperta, è una riflessione, la voglio fare, sulle politiche di genere che sono state e sono lo strumento necessario per garantire l'ingresso della componente femminile nelle istituzioni, nella politica, negli ambiti più prestigiosi ed importanti, e questo argomento sarà al centro dell'incontro al Teatro Verdi, che apre il confronto serrato al femminile tra le donne di ieri e le donne di oggi. Una battaglia, quella a favore della cultura del rispetto e contro le discriminazioni di genere, alla quale tutti siamo chiamati. Vogliamo riflettere su quanto ancora dobbiamo fare per riuscire a portare avanti il concetto di cultura del rispetto, per evitare ancora quelle discriminazioni di genere ancora presenti nella nostra società, per evitare ancora quelle violenze sulle donne che sentiamo a ritmo mensile sui nostri media. Vi chiediamo di essere con noi in questa battaglia. Il tacere o il non voler partecipare vuol dire essere complici. È tutto per questa sera. Dopo di noi, Bianconero XXL, condotto da Francesca Spangaro e Massimo Radina. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone è per domani sempre alle 20:45. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.